voto per le regionali, 4.300.000 veneti chiamati alle urne. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'incognita astensionismo sulle elezioni. Dalle 13:30 di lunedì la maratona elettorale di Antenna 3, dall'edizione straordinaria a Ring. Una non stop con inviati, ospiti, dati e analisi del voto, vincitori e vinti sotto i nostri riflettori. Crisi climatica, nuovo blitz degli attivisti di Extinction Rebellion a Venezia. Il Cavalgrande imbrattato di verde con un colorante. Greta Thunberg presenta la protesta, manifestanti identificati dalla polizia. È morto dopo 10 giorni di agonia il quindicenne di Fara di Soligo, trovato in condizioni disperate nel Piave all'altezza del ponte di Vidora. Aveva annunciato il gesto estremo in un video. In auto con arnesi da scasso non si fermano all'alto dei carabinieri a Salgareda, inseguiti si schiantano frontalmente con la vettura di un 42enne prima di far perdere le loro tracce. Standing ovation di quasi 4.000 persone in fiera a Padova per il Capo dello Stato, ospite d'onore dei 75 anni del QAM Medici per l'Africa, l'accorato appello per la pace. Le mie ceneri a Venezia, l'ultimo desiderio di Ornella Vanoni, la leggenda della musica italiana morta a 91 anni. A Valbrenta il ricordo di un indimenticabile giro sul gommone. Meno 10 gradi e più 20 centimetri di neve fresca ai 2000 metri del Passo Falzarego per l'avvio della stagione sciistica sulle Dolomiti. Cortina anticipa tutti, pista aperta sul Col Gallina. Edizione regionale dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati e apriamo parlando proprio di elezioni regionali perché è iniziato nel pomeriggio l'allestimento dei seggi. Si vota domani dalle 7 alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15, poi il via allo spoglio. Attenzione alle modalità di voto. Tutto a posto, i tempi sono rispettati, gli scrutatori e il segretario sono bravissimi, tutti con esperienza, quindi andrà tutto bene. Seggi in preparazione in Veneto per l'elezione del nuovo presidente di regione e del nuovo consiglio regionale. Gli aventi diritto al voto sono 4.300.000 divisi nelle 7 circoscrizioni provinciali. 5 i candidati presidente in corsa supportati da 16 liste, dalle quali saranno eletti 50 consiglieri. Particolare attenzione andrà posta alle modalità di voto e anche il personale di seggio è concentrato nel seguire alla lettera le procedure. C'è sempre un po' di emozione prima. Sì, assolutamente. Pure di sbagliare qualcosa. Quello c'è sempre, però si tenta di fare sempre del nostro meglio ed evitare i possibili errori. Nella scheda elettorale i cittadini si troveranno i nomi dei 5 candidati presidente affiancati dal proprio contrassegno. A sinistra invece i simboli delle liste che li supportano, posizionati nell'ordine stabilito dai sorteggi provinciali. Per votare il presidente è sufficiente tracciare un segno sul nome, sul simbolo oppure su entrambi, estendendo così il voto all'intera coalizione. Si può inoltre esprimere la propria preferenza per liste e candidati consiglieri tracciando un segno sul simbolo oppure specificando il cognome del consigliere che si vuole sostenere. È ammesso il voto disgiunto, vale a dire il voto a un presidente e la preferenza a un consigliere di un diverso schieramento. Le preferenze per i candidati consiglieri possono essere 2, ma bisogna rispettare l'alternanza di genere. Al seggio occorre recarsi con documento d'identità e tessera elettorale. Nel caso la si sia smarrita, basta rivolgersi all'ufficio elettorale del proprio comune di residenza. Per la prima volta le liste degli elettori non saranno distinte tra maschi e femmine, ma ci sarà un elenco unico. Seggi aperti la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. Poi via le operazioni di scrutinio. Quanto ai dati dell'affluenza, la vera incognita di questa consultazione elettorale, 3 le rilevazioni la domenica alle 12, alle 19 e alle 23, alle 15 del lunedì il dato definitivo. Nell'ultima tornata regionale, era il 2020, si recarono a votare il 61,15% degli aventi diritto. E naturalmente, come sempre, Antenna 3 seguirà lunedì e martedì con 2 lunghe edizioni straordinarie il post voto, dai risultati delle urne alle reazioni dei protagonisti. Si parte lunedì alle 13:30, anche Ring, entrambi i giorni sarà naturalmente puntuale in diretta.
L'attesa, i risultati, i commenti, le elezioni regionali in diretta su Antenna 3. La nostra emittente seguirà con una doppia edizione straordinaria il voto in Veneto, raccontando ora dopo ora lo spoglio delle schede. Dalle urne uscirà il nuovo governo regionale. Lunedì dalle 13.30, al termine della prima edizione di Antenna 3, inizierà la lunga diretta elettorale da studio con collegamenti dai seggi e dalle sedi delle forze politiche in campo. I numeri dell'affluenza alle urne, le curiosità, le aspettative, poi dalle 15, orario di chiusura dei seggi, via alle prime proiezioni con dati e interviste. Edizione straordinaria che proseguirà fino ai telegiornali della sera, il regionale, l'approfondimento su Venezia e quindi su Treviso, con un filo continuo di aggiornamenti non solo sulla scelta del candidato presidente, ma anche sulle preferenze e i rapporti di forza tra gli schieramenti in campo. Ring, la trasmissione di attualità politica di Antenna 3 condotta dal vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino, partirà in anticipo subito dopo il telegiornale di Treviso alle 20.10, dando il via a una lunga serata di dati, reazioni e riflessioni sulle scelte degli elettori veneti e la composizione del nuovo Consiglio regionale. L'indomani, martedì, nuova edizione straordinaria a partire dalle 9, quando ormai il responso delle urne sarà sedimentato e la discussione si sposterà sul nuovo presidente e la futura squadra di giunta. Collegamenti e interviste dal territorio fino alle 12, quando partirà la prima edizione che fino alle 13.30 alla politica alternerà la cronaca. La sera, nuovo appuntamento con Ring che partirà all'orario consueto, le 21, spazio a temi e protagonisti del Veneto che verrà. Con una rapida azione a sorpresa, gli attivisti di Extinction Rebellion hanno tinto di verde il Canal Grande all'altezza del ponte di Rialto. Proteste analoghe contro il cambiamento climatico anche in altre 9 città italiane. A Venezia era presente alla manifestazione Greta Thunberg. Possiamo scambiare una parola? Non sono la portavoce di questa azione. Era giusto sulla tua presenza a Venezia e cosa pensi della manifestazione? Preferisco comunque lasciare la parola ai portavoce. Ha preferito lasciare la parola ad altri, ma a Venezia c'era anche Greta Thunberg, l'attivista svedese che nel 2018 fondò il movimento internazionale per la giustizia climatica Fridays for Future, all'azione di protesta condotta in Canal Grande da Extinction Rebellion. Con un'azione fulminea del movimento ecologista per protestare contro il cambiamento climatico, le acque del Canal Grande si sono tinte improvvisamente di verde fluorescente allo slogan di fermare l'ecocidio. La fluorescina, il materiale che abbiamo messo all'interno del Canal Grande, è un materiale assolutamente innocuo che viene utilizzato dagli speleologi per trovare le falde acquifere, dagli idraulici per cercare le perdite, quindi in qualche ora se ne andrà, se n'è già un po' andato, quindi noi in realtà amiamo questa città e vogliamo che venga effettivamente protetta. L'innocuità della fluoresceina viene più volte ribadita dagli attivisti di Extinction Rebellion di fronte alle polemiche di chi definisce l'azione una mancanza di rispetto nei confronti di Venezia. Dopo meno di mezz'ora, in effetti, il verde era già scomparso. Poco prima, mentre gli attivisti versavano la fluoresceina da un vaporetto, un insolito corteo saliva le scale del ponte di Rialto. È una delle nostri modi di manifestare, si chiamano Red Rebels, è una specie di teatro che nasce in Giappone e che noi abbiamo ripreso per creare una forte risonanza emotiva, perché non possono parlare, si muovono tra la gente molto lentamente, evocando questa solennità, questa tragedia intrinseca ovviamente agli effetti del collasso climatico che stiamo denunciando oggi. Lo striscione Fermare l'ecocidio e i tamburi sono stati immediatamente sequestrati dalle forze dell'ordine, che hanno anche identificato diversi presenti. Ciò non ha impedito che in cima al ponte si svolgesse comunque una breve manifestazione con volantinaggio negli ultimi giorni della COP30 a Belém in Brasile. Le proiezioni internazionali, dicono i manifestanti, confermano che di questo passo ci sarà un aumento medio delle temperature globali di 2,6 gradi centigradi, un livello che secondo l'ONU aumenterebbe drasticamente il rischio di superare diversi punti di non ritorno climatici e renderebbe intere zone inabitabili. Che reazioni avete ricevuto dai turisti o dai veneziani? Si sono dimostrati interessati a questo genere di manifestazioni? Allora, sicuramente molto interesse e molta curiosità. Penso che le persone locali fossero un po' più indispettite, un po' più sconcertate, anche preoccupate per quello che avevamo gettato nel canale, mentre i turisti erano molto più curiosi e anche
diciamo più positivi nell'approccio, nel farci domande. Quindi sì, comunque molta attenzione l'abbiamo ricevuta e abbiamo avuto molto modo di parlare con le persone. Da Roma a Torino, da Genova a Palermo, l'azione si è svolta in contemporanea in 10 grandi città italiane, tingendo di verde tratte di fiumi. A Padova le acque della Fontana in Prato della Valle. A Trieste 8 persone sono state portate in commissariato. È morto dopo 10 giorni di agonia il 15enne di Farra di Soligo, trovato in condizioni disperate nel Piave all'altezza del ponte di Vidora. Quel paese che lo aveva visto crescere è ora avvolto dagli interrogativi e dal dolore. Nessuno trova spiegazioni né si dà pace a Farra di Soligo nel giorno in cui il cuore di Samuel Vincenzi, 15 anni appena, ha smesso di battere. Il ragazzo è morto nel reparto di neurochirurgia al Cafoncello, dove era arrivato in condizioni disperate una decina di giorni fa. Samuel era stato raggiunto dagli operatori del SUEM 118 e dai vigili del fuoco sul greto del Piave. Qui si trovava dopo essersi lanciato dalla balaustra del ponte di Vidora, che aveva raggiunto in sella la sua bicicletta. Un gesto volontario estremo che era stato in qualche modo preannunciato sui social. Nella sua ultima storia su Instagram, fatta a tarda sera, si vedeva proprio il fiume sullo sfondo. Immagini e sequenze inquietanti che a un certo punto hanno allarmato gli amici. Sono stati loro ad avvisare le forze dell'ordine e di conseguenza i soccorsi. La mobilitazione aveva consentito di trovare il ragazzo ancora vivo ma gravemente ferito. Nei giorni dell'agonia a Farra si è continuato a sperare fino all'epilogo, con la famiglia che ha deciso di donare gli organi, come riportato anche nella lettera aperta che il sindaco ha diffuso nella tarda mattinata, invocando silenzio, preghiera, vicinanza ai genitori e alla sorella. Samuel l'ho visto crescere, afferma il primo cittadino, descrivendolo come un ragazzo sempre partecipe nella vita di comunità. Cari ragazzi, il messaggio: pensate a lui, ricordatelo così come lo avete conosciuto nei suoi 15 anni, vivrà nei bei ricordi di ognuno di noi. Riposi in pace Samuel, si legge nella pagina della Piave Volley, squadra in cui militava. In attesa dell'ultimo saluto resta tutta la drammaticità di un gesto così definitivo, maturato a soli 15 anni, un evento sconvolgente ma non più raro. Ivan Scremin ha perso il figlio Simone 4 anni fa. In sua memoria è nato il Filo di Simo, associazione che si occupa di prevenire il suicidio e gli atti di autolesionismo. Se quando nel 2021, quando si è suicidato Simone, si parlava di circa 8.000 suicidi, 4.000 visibili e 4.000 effettivamente visibili, con unità media che andava dai 21 ai 27 a salire, oggi si scende quasi anche a 8, 9, forse 10 anni e secondo me con un aumento preoccupante. In poco più di 3 anni di attività il Filo di Simo ha fornito assistenza a quasi 400 persone, il 15-20% minori, con un caso davvero estremo. Erano circa 9 anni, ma vediamo che la tendenza è sempre verso il ribasso. Bisogna parlare apertamente di suicidio, perché se ne parliamo apertamente le persone troveranno il coraggio di fare dei passi avanti. E secondo, di cercare di aiutare le famiglie a gestire, perché a volte distratte dalla quotidianità non riescono a leggere dei segnali e non è una colpa. È proprio alla storia di un bimbo che si è tolto la vita a 9 anni e dedicato il cortometraggio Giocattoli, che lo stesso Scremin sta proponendo in diverse iniziative nella Marca e non solo. Il messaggio è semplice, potente, ma è giudicante. Ai ragazzi dico, quando andiamo a parlare nelle scuole, alzate 3 minuti i vostri occhi dal cellulare, guardate a destra e a sinistra che troverete qualcuno che vi chiede aiuto. Restiamo nella Marca trevigiana, tra Salgareda e Ponte di Piave, dove un'auto sospetta in fuga dai carabinieri si è scontrata con il mezzo di un 42enne di San Donà di Piave rimasto ferito. I 2 occupanti si sono dati alla fuga. Quell'auto è stata usata per commettere diversi furti. Intanto stiamo verificando se ci sono stati altri furti di autovetture nella zona per capire se sono fuggiti con un'altra macchina, quindi rubando un'altra macchina. Al momento non risulta, però insomma, stiamo vedendo tutte le telecamere di videosorveglianza per cercare di capire abbigliamento, direzione e tutto quello che ci possa consentire di identificarli. È caccia aperta ai 2 uomini che sulla strada provinciale 34 hanno creato il panico fuggendo ai carabinieri dopo aver provocato un incidente. Sono circa le 8 della sera quando tra Salgareda e Ponte di Piave viene individuata un'auto sospetta, una Ford Focus blu.
È arrivato un alert di questa autovettura che era già stata segnalata come appartenente a soggetti che erano dediti appunto a reati predatori. I carabinieri l'hanno intercettata perché chiaramente abbiamo la collocazione di targa system e è iniziato un breve inseguimento che poi ha portato i ragazzi che erano alla guida di questa autovettura sospetta a centrare in pieno un frontale una macchina che proveniva dalla parte opposta. Nell'auto c'è un ignaro 42enne residente a San Donà di Piave che resta ferito, fortunatamente non in maniera grave. Pochi attimi e i due occupanti della Ford Focus escono dall'abitacolo e si danno la fuga a piedi nella vicina area golenale, avvolta dall'oscurità. Sull'asfalto rimangono i resti di un impatto che poteva avere conseguenze ben peggiori. La Ford viene posta sotto sequestro. Aveva delle targhe clonate e poi all'interno dell'autovettura noi abbiamo trovato anche le targhe originali che ci riportano a un soggetto pregiudicato sul quale stiamo facendo gli approfondimenti. A bordo vengono anche trovati degli arnesi da scasso e una rice trasmittente portatile spenta. Scatta la perlustrazione della zona con un primo esito negativo, ma si va avanti senza lasciare nulla di intentato. Sul territorio, quando questi soggetti vengono intercettati, vuol dire che la prevenzione funziona. Sicuramente queste persone non si fermano all'ALT e quindi la conseguenza è quella per forza delle forze di polizia di ingaggiare un inseguimento per cercare di fermare questi soggetti che, come dico, delinquono sul territorio e quindi creano allarme sociale. Busta shock per il sindaco di Bolzano Vicentino che ha ricevuto un messaggio di avvertimento con un proiettile. Per un momento sì, ho pensato di lasciare. Per un momento ha pensato di lasciare. Lo racconta con emozione Lorenzo Cracco. Ha pensato di mollare, di non insistere a fare il sindaco di Bolzano Vicentino. Ma è stato solo un momento, davanti a quella busta raccolta insieme a tante altre nella cassetta delle lettere di casa. Era il 7 novembre quando si è trovato tra le mani un messaggio intimidatorio con un proiettile. È stata una reazione di incredulità. Queste cose insomma non mi sono mai successe e avrei preferito che non succedessero mai. E comunque è stata veramente brutto, subito l'impatto iniziale, poi con il tempo questa incredulità è un po' scemata e ho preso un po' di forza per andare avanti. Un foglio bianco, poche parole. Sindaco, primo avvertimento. Poi nient'altro. In un primo momento la paura, l'incredulità, ma poi i 1000 pensieri che si sono affollati nella sua testa si sono trasformati in forza, in coraggio. All'inizio ha tenuto riservata la notizia, condivisa solo con la famiglia e con la sua squadra di giunta. Certo, la denuncia ai carabinieri di Sandrigo è stata immediata. Lorenzo Cracco, in carica dal maggio del 2023 con la sua lista civica Vivere Bolzano Futura, si è chiesto sin da subito perché. La genesi di quella minaccia, chi la possa aver partorita e per quale motivo. Facendomi un po' un esame di coscienza e scandagliando un po' la mia vita privata, un po' la mia vita lavorativa, un po' la mia vita di sindaco, ho capito che io posso andare a testa alta e senza problemi. Ma c'è un altro dettaglio, la busta shock era una busta anonima, bianca, non è stata spedita, è stata portata a mano. Quello che mi dà più fastidio di questa vicenda è che qualcuno sia arrivato proprio fino all'uscio di casa mia e abbia introdotto questa busta nella mia cassetta della posta, quindi vuol dire che questa persona ce l'avevo a poca distanza, no? E quindi sì, questo mi dà più fastidio di tutto il resto. Oggi il telefono di Lorenzo Cracco urla, suona in continuazione, tante chiamate, tanti messaggi di solidarietà, di vicinanza. Non è solo Lorenzo Cracco e lui ha deciso, non si ferma, va avanti, con più coraggio e più convinzione di prima. Sì, le indagini vanno avanti, hanno preso il loro corso e attendiamo, ma attendiamo non con ansia, attendiamo che quello che sarà, sarà, e però comunque noi non ci fermiamo, andiamo avanti per la nostra azione amministrativa. Ospite d'onore all'annual meeting del QAM a 75 anni dalla nascita il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
È il lungo applauso dei 3.800 presenti nel padiglione 8 della Fiera di Padova ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in città per i 75 anni di Medici con l'Africa QAM. Ospite d'onore dell'annual meeting della prima ONG sanitaria italiana, salito sul palco il Presidente abbraccia in modo fraterno il direttore Don Dante Carraro. Una ricorrenza felice, i 75 anni dei Medici con l'Africa. Ha lanciato la vostra opera e lancia un messaggio di esortazione, quasi di una preziosa provocazione. Tutti sono chiamati a costruire pace, amicizia, collaborazione. Non si è mai sentito troppo piccolo il QAM per guardare al mondo, ha ribadito il presidente Mattarella, che ricorda i fondatori della ONG Francesco Callegaro e Monsignor Girolamo Bortignon, vescovo di Padova nel 1950, e Don Luigi Mazzuccato, a 10 anni dalla morte, direttore del QAM dal 1955. Un gruppo di uomini e donne con una grande capacità di visione, riconosce il presidente. L'investimento in Africa per il suo sviluppo è di primario rilievo per la nostra Europa. Il futuro dei due continenti e dei loro popoli è necessariamente e sempre di più fortemente connesso. Applaudito a più riprese, il presidente Mattarella ringrazia questi donne e questi uomini, ricordando Aldo Moro che nel 1972 firmò il decreto con il quale il QAM venne riconosciuto prima ONG italiana in campo sanitario. Da giovane aveva scritto che il destino dell'uomo è di avere perpetuamente fame e sete di giustizia. Questo insegnano le donne e gli uomini del QAM. L'augurio è di proseguire, di far crescere la consapevolezza, la comune convinzione della dignità inviolabile e del rispetto della persona, di ogni persona. Per questo la Repubblica vi è grata. Addio a Ornella Vanoni, si è spenta ieri sera a 91 anni nella sua casa di Milano. Tra le ultime volontà per il funerale la cantante aveva chiesto di indossare un abito di Dior, la musica di Paolo Fresu e di cospargere le sue ceneri nelle acque della laguna di Venezia, città che lei amava molto. La bara aveva detto poco tempo fa durante una trasmissione televisiva: deve costare poco perché devo essere bruciata, poi buttatemi in mare, mi piacerebbe Venezia, fate come volete. Negli ultimi mesi Ornella Vanoni, che ha vissuto un grande amore con Gino Paoli e che lascia un figlio con cui aveva un rapporto complesso, aveva avuto problemi di salute legati al cuore. E nel 2017 Ornella Vanoni era stata ospite dell'Ivanix Team e aveva attraversato con il gommone il fiume Brenta. Io so che ti amerò. Tocca anche la nostra Val Brenta la scomparsa di Ornella Vanoni, una grande donna, indipendente e passionale, dalla voce unica, dall'ironia spiazzante. Si è spenta all'età di 91 anni, lasciando un grande vuoto nel panorama musicale italiano e internazionale. Coraggiosa e pronta ad affrontare le sfide come quelle che nel 2017 la videro provare l'ebbrezza della navigazione su gommone del nostro fiume Brenta. Una giornata unica e indimenticabile, così la definisce Ivan Pontarollo, che ospitò la cantante in questa impresa assieme all'amico, il visaggista altopianese Diego Dalla Palma. I due stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza a Enego e la tappa a Oliero fu praticamente d'obbligo. Inizialmente eravamo anche un po' imbarazzati perché non siamo abituati, noi persone semplici della valle, persone di fiume, insomma, però lei è stata molto, ci ha messo molto a nostro agio, ha cantato molte delle sue canzoni sia durante il fiume che anche durante la cena che abbiamo fatto su un atollo sul fiume per lei, è apprezzato molto. Una donna capace di adattarsi a ogni situazione e soprattutto una donna che ancora una volta ha dimostrato il grande rispetto che aveva per le persone e la sua empatia con il prossimo. Lei era molto sportiva, molto dinamica, aveva il suo cagnolino che era parte di lei, che si chiamava Ondina, era anche la situazione simpatica, si è divertito molto, ha apprezzato tutta la valle e lei che ha girato tutto il mondo, per noi è stato un momento importante anche di orgoglio e di soddisfazione. Nella foto la si vede felice, il sorriso vero, la capacità di cogliere la bellezza della natura che le stava attorno e con essa riempirsi il cuore.
10 gradi e più 20 centimetri di neve fresca ai 2000 metri del Passo Falzarego per l'avvio della stagione sciistica 2025-2026 sulle Dolomiti. È una Concampezzana imbiancata e in condizioni pienamente invernali a fare da cornice ai primi sciatori impazienti di allacciare gli scarponi ai piedi per una stagione segnata dall'imminente avvio dell'evento a 5 cerchi. Fondamentale è stata la neve sparata artificialmente nelle scorse settimane dalla società Cortina Ista, che ha fornito il fondo perfetto ad ospitare gli apporti di neve fresca dei giorni scorsi per le prime curve dei molti sciatori accorsi per l'occasione, che premiano ancora una volta Cortina come prima località sciistica per data di apertura degli impianti. Per ora è possibile sciare solamente sulla pista ovest del Col Gallina, mentre si guarda già al prossimo 4 dicembre per l'apertura del resto degli impianti. E con queste splendide immagini chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Come sempre vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buon sabato sera.